Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario parliamo di economia. Natale, si sa, è sempre Natale e il regalo sotto l'albero, nei limiti del possibile, non mancherà mai. Pur in un momento segnato ancora dal forte impatto dell'inflazione che limita il potere d'acquisto delle persone, ci sono segnali incoraggianti sui consumi per le prossime festività di fine anno. Rispetto all'anno scorso si spenderà di più per ristoranti, abbigliamento e benessere. Crescono anche i libri e i viaggi. E il regalo utile è sempre al primo posto. È quanto emerge dalla consueta indagine realizzata nel corso di questo mese da Confcommercio Veneto in collaborazione con Unioncamere Veneto, un campione di 600 persone residenti in tutte le province del Veneto, con focus sulle singole province. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. Al via i lavori per l'eliminazione di barriere architettoniche di strade e marciapiedi della città di Chioggia. Gli interventi, affidati alla ditta cooperativa Cavallo, inizieranno tra un paio di settimane per un importo totale di circa 146.000 euro. Gli interventi sono destinati a migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle infrastrutture urbane, con un'attenzione particolare verso le esigenze delle persone con disabilità. Riguardano diverse aree della città e prevedono sia la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni esistenti che la risoluzione di criticità legate alle barriere architettoniche. I lavori avranno durata di circa 4 mesi e la scelta dei materiali e delle tecniche esecutive, si legge in una nota ufficiale, garantirà la durabilità degli interventi, minimizzando l'impatto sull'ambiente e preservando il contesto storico e culturale della città di Chioggia. Ed è stata inaugurata a Forte Marghera una nuova sede dell'EMPA di Venezia, uno spazio aperto questo pomeriggio al padiglione 47 affidato dal Comune di Venezia attraverso la Fondazione Forte Marghera all'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Una novità assoluta in Italia che vede nel suo interno una stanza denominata SOS, realizzata con il supporto di Enel. La stanza SOS nasce con l'obiettivo di accogliere, su segnalazione del comune, i gatti bisognosi di cure e assistenza a seguito di sopravvenute difficoltà delle famiglie proprietarie degli animali. Tra gli obiettivi è promuovere buone pratiche per l'adozione, educare i più piccoli sull'importanza del rispetto degli animali e fornire alle famiglie informazioni utili sulle normative contro l'abbandono e sui servizi di supporto disponibili sul territorio. Voltiamo pagina. Ieri sera il Consiglio Comunale di Noale ha ricordato il consigliere Tommaso Tiepolo, mancato improvvisamente nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Del posto in consiglio da lui solitamente occupato una rosa bianca. Commosso e partecipato il ricordo del sindaco Stefano Sorino, dei consiglieri Patrizia Andreotti, Alessandra Dini, Anna Maria Tosatto e Michele Celeghin. Significativa dell'affetto grande rivolto al consigliere Tiepolo la bella lettera del sindaco di Arta Terme Andrea Faccin, che aveva conosciuto Tommaso proprio durante una visita istituzionale alla cittadina friulana. Per chi volesse stringersi alla famiglia nell'ultimo saluto, il funerale si terrà lunedì pomeriggio 2 dicembre alle ore 15 a Noale, presso la chiesa arcipretale dei Santi Felice e Fortunato. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.